La mia posizione è ovviamente contraria al nucleare, ma intanto l'Italia deve pagare perché dovrà, con questo accordo italo-francese, dovrà pagare la tecnologia e la costruzione a queste centrali francesi. Dopodiché sarà ben difficile che l'Italia vada a trattare il materiale nelle miniere e quindi già dovrà pagare anche lì il materiale. Sarà ben difficile che faccia il trattamento di arricchimento, quindi anche lì dovrà pagare altre ditte. Alla fine saremo dipendenti e avremo comunque un prodotto su cui non decideremo niente il prezzo, saremo proprio in balia come col petrolio. L'accordo non prevede la realizzazione, ma un'ipotesi di realizzazione. Dal punto di vista del consumo di petrolio non cambia niente. Sicuramente l'indipendenza non c'è, tant'è vero che la Francia, che è lo Stato che probabilmente ha la maggiore concentrazione di centrali nucleari, ha una dipendenza per l'80% delle sue fonti energetiche, questo perché proprio il petrolio anche in Francia la principale fonte di energia. I poteri che chiedono l'energia nucleare sono principalmente la Confindustria e anche l'Enel interessata per la costruzione perché sicuramente avrà dei finanziamenti statali. Questo del finanziamento statale è significativo, non c'è nessuna industria privata che andrebbe a investire di suo nel nucleare, tant'è vero che in America questo non succede neanche con incentivi posti da Bush. La Francia va avanti perché c'è questo finanziamento statale che spinge. Adesso stanno calando le commesse dell'Areva, dell'EDF per costruire centrali nucleari all'estero tipo Sudafrica e quindi adesso ce le appioppano come intervento compensatorio. Non occorre solo smaltire le centrali esistenti spente, ma bisogna anche sapere dove smaltire le scorie che provengono da impianti francesi che producono per l'Italia. Ci sono due siti che io conosco, Saluggia nell'Italia del Nord e uno anche nella Bassa Italia. Mi risulta che ci siano già stati casi di inquinamento di un pozzo con materiale radioattivo. Non c'è ancora un sito sicuro che sia stabilito dove mettere le scorie nucleari né in Italia né in Europa né nemmeno negli Stati Uniti, tanto che un grosso centro che era già quasi all'apertura è stato bloccato dal presidente Obama, quindi ci sono solo impianti di conservazione temporanea e quindi per il futuro, appunto, dato che le storie durano migliaia di anni, è necessario che si arrivi a una soluzione certa. Sembrava per esempio una soluzione certa una miniera di sale in Bassa Sassonia, si sta verificando che la falda sta salendo e sta già intaccando i contenitori del materiale radioattivo e adesso si dovranno spendere pari 2 miliardi di euro per sistemare questa località. L'unica cosa di certo è sapere qua c'è il sole, ha una certa garanzia di esserci in un certo periodo, c'è la geotermia che dà certe garanzie, il vento, non sarà una cosa immediata, certamente bisogna partire per non arrivare troppo tardi e quando non ci saranno più appunto le fonti fossili su cui ci basiamo adesso. Il nucleare è solo un ritardare per un periodo, non è una soluzione. Il costo del nucleare per esempio è elevatissimo, se noi spendiamo per investire in un prodotto che durerà per sempre, cioè finché il sole c'è avremo la possibilità di sfruttarlo. Ecco, se noi investiamo lì non abbiamo i soldi per investire nel nucleare. C'è tutto un discorso che riguarda il calore, quindi la geotermia, che l'Italia ha vari siti adatti. C'è una questione che riguarda proprio il fotovoltaico, che almeno mezza Italia si trova ad una insolazione elevatissima e poi come ventosità, soprattutto nell'Italia meridionale, ci sono delle concentrazioni di vento, delle intensità di vento tali da permettere uno sfruttamento favorevole e economico. Oltretutto c'è da ragionare sul discorso dell'isolamento termico degli edifici che possono permettere quantità di petrolio, risparmi di petrolio o di metano paragonabili a varie centrali nucleari. La Green Economy darà delle compensazioni notevoli sia in America che in Europa, dove già si fa da tempo, questo vuol dire tantissimi migliaia, centinaia di migliaia di posti di lavoro, in Germania sul fotovoltaico, così. In Italia pensi quanto potrebbe essere con la coibentazione degli edifici, cioè ci sono imprese che per 20 giorni possono lavorare su un edificio e quindi tutta la manodopera e tutto il vantaggio che non finisce lì ma dura per tutta la vita della casa. Se invece io devo andare a comprare da uno sceicco il petrolio anno per anno, questi soldi vanno fuori dall'Italia e non danno lavoro qua.
quindi è una cosa che serve localmente. Se poi sono fonti rinnovabili come il sole, ma per esempio può essere anche le biomasse o il legno, insomma tutta cosa prodotta localmente, questo è un grande vantaggio, lo si vede in Trentino, per esempio Alto Adige, dove è già attivo questo sistema. Per l'eolico c'è un incremento elevatissimo, cioè passa al 40% della nuova energia che viene prodotta dall'eolico, perché è conveniente rispetto alle tecnologie attuali derivate da fonti fossili. Per il fotovoltaico c'è ancora un certo gap che si chiuderà una volta che ci sarà un consumo maggiore, non necessariamente col silicio, ma con altri elementi o con altre sostanze che si stanno studiando, e quindi da portare i costi a un terzo di quelli attuali, quindi gli incentivi di adesso servono a coprire i costi ed è conveniente attualmente per il cittadino. In generale sarà conveniente quando con consumo di massa questi prodotti avranno raggiunto un costo paragonabile a quello del petrolio, e si pensa che non sia lontano, visto che anche la ricerca sta facendo salti da gigante. Con la costruzione di centrali nucleari ci portiamo avanti di un tot di tempo, ma alla fine saremo allo stesso punto di partenza. Se invece facciamo una cosa che dura per sempre, l'abbiamo fatta per sempre.